Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la politica. Con 45 voti a favore su 79 validi, il Partito Democratico ha eletto Renzo Oliva, segretario regionale. Gli spetterà il compito di portare il PD alle prossime elezioni regionali. Non mi sento un traghettatore e non chiudo le porte ai potenziali alleati. Sentiamolo. Hanno ottenuto voti Renzo Oliva 45, Chiara D'Agiao 33, schede nulla nessuno, schede bianche 1. Sono contento soprattutto per il clima in cui si è svolta questa nostra competizione, che è stata un confronto. Siamo anche capaci di dare buone dimostrazioni. Da oggi in poi dovremo darne tante, perché il percorso è in salitissima. C'è da costruire una coalizione contro Federica adesso? C'è da costruire una coalizione, ho visto che c'è già un fuoco di sbarramento. Vabbè, andremo a vedere. Noi pensiamo che oggi, se si vuole battere questa destra, dobbiamo metterci insieme. Il PD non è i 5 Stelle, i 5 Stelle non sono il PD e non sono autonomie, ma proprio perché siamo diversi possiamo fare un discorso alla Regione ed essere competitivi. C'è la questione di Udine, dovete arrivare alle primarie, cosa farete? Come deciderete? Non lo so, oggi sono stato nominato segretario. Speriamo di mettere in campo anche là una soluzione per Udine. Certo non si passano sopra i territori e io non lo farò certo da oggi. Io non sono un traghettatore, sono uno che si assume un impegno per portare il PD fino a un certo punto, ma nella pienezza dei poteri e traguardando di là. Poi di là ci sarò io, c'è un altro, ci sarà il PD. Ancora la politica in vista delle elezioni comunali a Udine, proprio su un'eventualità di una ricandidatura a pochi mesi dalla fine della legislatura. Fontanini si è lasciato andare ieri a qualche riflessione che ha decisamente agitato la giornata politica e in particolare il centro-destra. Sentiamo l'intervista rilasciata ieri ai nostri microfoni al sindaco Fontanini. Io ancora non ho deciso, vediamo insomma come si mettono le cose. Tanti sono sul suo nome, sul centrodestra, cioè, tanti le chiedono, ecco, da quel punto di vista. Lo so che tanti, però il sindaco qualche volta è anche stanco perché vede che Udine è una città un po' difficile e in alcuni momenti anche ingrata. E allora uno dice: ma perché devo tanto spendermi se poi la gente non coglie queste importanti iniziative che abbiamo fatto? Io ricordo via Mercato Vecchio, che l'abbiamo rivoluzionata ed è diventata una via importante per la città, l'afflusso di turisti in continuazione, la città è tornata a vivere, e sento qualcuno invece che dice l'incontrario. Non solo cittadini, anche all'interno del comune, so che lei ha usato qualche parola in qualche post su Facebook, le ha dato fastidio anche quello? Beh, mi dà fastidio che qualche dipendente comunale partecipi in maniera smaccata contro questa amministrazione. Questa non è una bella cosa, insomma, dà fastidio. Certo, ognuno ha le sue idee, ognuno può esprimere i propri concetti, però quando si lavora in un ente bisognerebbe, quando si è dipendenti, astenersi magari da organizzare manifestazioni politiche che sono in contrapposizione con l'attuale amministrazione. Quindi lei si sente un po' stanco, se molla solo per il fatto di sentirsi un po' stufo, insomma? Sì, un po' così, non motivato, ecco, mettiamolo sotto questo aspetto. Non ho grandi motivazioni perché vedo che Udine, ripeto, è una città difficile e, tra virgolette, vorrei dire, qualche volta non riconosce quello che si è fatto. Siamo alle notizie di cronaca. Aveva creato una società che sulla carta offriva servizi di somministrazione di lavoratori interinale con sede legale a Olbia, ma era solo una scatola vuota che sgravava degli oneri fiscali di 3 aziende del Veneto che operavano nel settore metalmeccanico e che gestivano invece direttamente i propri dipendenti. Complessivamente, come ha accertato la Guardia di Finanza di Olbia, l'evasione ammonta a oltre 3 milioni di euro di imponibile e oltre 650.000 euro di IVA non pagata.
indagata. Gli 8 indagati devono rispondere a vario titolo di reati fiscali, riciclaggio, interposizione fraudolenta di manodopera. L'ideatore del meccanismo è un friulano che aveva creato la società di lavoro integrale con sede a Olbia e con un prestanome romeno che era formalmente titolare della ditta. Nei guai sono finiti anche il braccio operativo della società, un gallurese, i titolari che negli anni si sono succeduti nelle 3 società di Treviso che hanno beneficiato sulla carta dei servizi fasulli di somministrazione di lavoro. Alla mente del sistema viene contestato anche il riciclaggio in quanto ha cercato di portare all'estero parte dei soldi accumulati illecitamente. Andiamo a Trieste, il questore ha emanato complessivamente 8 DASPO urbani in seguito a episodi di violenza avvenuti nel mese di ottobre in viale 20 settembre nelle vie limitrofe. In particolare, dopo aver accertato quanto accaduto durante la rissa del 13 ottobre, il questore Ostuni ha disposto 4 DASPO urbani nei confronti di altrettanti cittadini stranieri coinvolti nei fatti. La misura impedisce loro per 6 mesi l'accesso, lo stazionamento nei pressi dei locali pubblici nel perimetro circostante al luogo in cui è avvenuta la rissa. Altri 3 DASPO urbani sono stati notificati altrettanti cittadini stranieri protagonisti di una lite violenta nella notte del 15 ottobre in via Rossetti. Un DASPO urbano è stato emesso anche nei confronti di un cittadino italiano che domenica scorsa, assieme a un amico, aveva aggredito verbalmente e poi anche fisicamente un rider che con la sua bicicletta stava consegnando i pasti ai clienti. Per l'altro italiano, che negli anni ha evidenziato una pericolosità sociale, confermatasi anche in questa circostanza, è scattato anche l'avviso orale. Ed ora andiamo a Gorizia, dove la Polizia di Stato ha deferito all'autorità giudiziaria un 54enne isontino sorpreso durante la notte tra il 24 e il 25 ottobre in possesso di un coltello a seramanico e di strumenti idonei alla commissione di reati contro il patrimonio. L'attività effettuata dal personale della squadra volante della Questura ha proceduto al controllo di 2 persone sospette lungo la via Faiti del capoluogo isontino. Una delle persone, identificata appunto il 54enne goriziano, è stato trovato in possesso del coltello, del cacciavite e un paio di pinze universali, oltre che di un guanto in pile di colore blu. Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti al vincolo del sequestro penale. Versa in gravi condizioni un uomo di mezza età che nella prima serata di ieri, intorno alle 21:30, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Tolmezzo in via Gortani. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, mentre si trovava in sella una motocicletta, si è scontrato con una vettura. È rovinato a terra riportando lesioni molto serie. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. L'uomo è stato poi trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, sul posto anche i vigili del fuoco. Idee e spunti per trovare una soluzione al caro energia spingendo sul green e sulle energie rinnovabili. Se ne è parlato ieri in un convegno coinvolgendo i giovani che dicono è tardi ma possiamo farcela. Le energie rinnovabili e le soluzioni al caro bollette grazie alle idee degli studenti del Magrini Marchetti, puntando nel contempo alla valorizzazione del territorio. Era questo l'obiettivo dell'incontro svoltosi stamattina a Gemona. Tanti gli spunti arrivati dai più giovani. Abbiamo lavorato su un progetto per valorizzare il territorio friulano. E a rinnovabili come stiamo? Siamo in ritardo ma possiamo farcela. Si possono realizzare dei programmi a medio-breve termine capaci di portarci a una forte autosufficienza energetica in questa regione. Un momento difficile con le imprese installatrici che vedono costi e tempi di installazione dilatati. C'è una grande richiesta e visto il periodo arriviamo anche a 6 mesi di attesa. Quando lei dice una grande richiesta, di quanto è aumentato le telefonate nella vostra azienda? Credo del 50% su energie rinnovabili. Un evento al quale ovviamente plaude il dirigente scolastico ma anche il presidente del Consiglio regionale che ha sottolineato come le istituzioni devono dare l'esempio e fare il loro dovere. Dobbiamo riconquistare anche in questo un'autonomia, una capacità di autogoverno, di autogestione e le operazioni su cui lavorare sono 2, una culturale, quindi il risparmio e l'efficientamento energetico, cioè se l'energia costa diventa un bene, va in qualche modo risparmiata, dall'altra implementare la produzione di energia rinnovabile, essenzialmente il fotovoltaico può essere una buona soluzione. La sensibilità ovviamente deve essere formata quando i ragazzi sono ancora appunto dentro la scuola o all'università, ma è importante che lo imparino già da piccini.
E il costo dell'energia ha fatto schizzare la bolletta del comune di Butrio per l'illuminazione pubblica. Solo nell'ultimo mese l'amministrazione comunale si è vista triplicare la spesa. Siamo passati da 4.000 euro a 12.000, spiega il sindaco Eliano Bassi. È stato quindi necessario prendere dei provvedimenti condivisi con i comuni confinanti e la polizia municipale. A titolo sperimentale, dal 3 novembre sarà spenta per 3 mesi l'illuminazione pubblica da mezzanotte e mezza alle 5:30 del mattino, ad esclusione della strada regionale e delle vie Divisione Giulia, Martiri, Cividale. Fanno eccezione alcuni punti luce, almeno in un primo periodo, posizionati lungo le strade regionali e provinciali che attraversano il territorio comunale, in cui deve essere invece garantita l'illuminazione anche in orario notturno. La Regione destinerà ulteriori 3,7 milioni di euro dei fondi derivati dall'European Recovery Instrument per rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura. Questo incremento di risorse considererà la specifica misura di poter contare ora su un budget complessivo pari a 6,2 milioni di euro. L'ha stabilito la Giunta regionale approvando nel corso dell'ultima seduta un'apposita delibera su proposta dell'assessore alle risorse agroalimentari Stefano Zanier. Torniamo a Udine, dove è tutto pronto per il Luna Park di Santa Caterina, che quest'anno torna nel parcheggio dello Stadio Friuli, visto lo stop del campionato in occasione dei mondiali di calcio. In caso contrario, per motivi di sicurezza, le aperture delle giostre sarebbero state condizionate dalle gare interne dell'Udinese. Il Parco dei Divertimenti aprirà oggi alle 14:30 con tutte le promozioni che si possono scaricare dal sito. Il 31 ottobre, in occasione della ricorrenza di Halloween, chi si presenterà al Luna Park in costume potrà usufruire di uno sconto, un'ottantina alle attrazioni a disposizione, il doppio rispetto allo scorso anno, quando il Luna Park era stato allestito in piazza 1° maggio. Concerto degli Extra Liscio ieri al Teatro Verdi di Maniago, un successo per la seconda serata di Vocalia. Si annunciava come una festa e festa è stata la seconda serata di Vocalia nel Teatro Verdi di Maniago, dove si sono esibiti gli Extra Liscio, la band fondata nel 2014 da Mirko Mariani e Moreno il Biondo, da una felice intuizione di Elisabetta Sgarbi. Confermando di essere una delle realtà più belle e più nuove della musica italiana, portatrice di una musica assolutamente contemporanea, fatta di sonorità ibride ed avanguardia che si intersecano con il mondo romantico e spensierato delle balere del liscio, gli Extra Liscio hanno condotto il pubblico del festival in quasi 2 ore di spettacolo, guidati dall'istronico ed eclettico Mirko Mariani. Il concerto, aperto dalla canzone della tradizione ebraica Gam Gam, in un crescendo di entusiasmo e ovazioni, è proseguito con i loro successi, brani del loro ultimo album, Romantic Robot, in un continuo cambio di ritmi che a volte assumeva i contorni di un'allegra balera estiva, approdando alla splendida canzone Bianca Luce Nera, con la quale hanno partecipato al Festival Sanremo nel 2021 con Davide Toffolo dei 3 Allegri Ragazzi Morti, conquistando così il grande successo di pubblico, una scaletta nella quale hanno trovato spazio come versioni inedite di grande impatto di pezzi celebri come Ciao Mare di Casadei, Quando di Tony Renis o Voglio vederti danzare di Franco Battiato, fino a una struggente Paloma cantata in solo al pianoforte dal frontman Mirko Mariani. Questa sera gran finale della 15ª edizione del festival, organizzato dal Comune di Maniago, con l'icona della musica brasiliana Toquinco sul palco con la giovane Camilla Faustino per ripercorrere 50 anni di successi che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Siamo alla pagina sportiva, storica sfida per la Cividale del basket. Questa sera alle 20 al Palagesteco la UEB affronterà la Fortitudo Bologna, una delle avversarie più rappresentative della pallacanestro italiana mai passata da Cividale. Il presidente Michalic non nasconde l'emozione. È una partita clamorosa, dai, per Cividale il top dei top, dobbiamo viverla con la giusta emozione, con la giusta intensità, atteggiamento, grinta, chiamala come vuoi, però poi bisogna nel campo vincere la partita, perché ci vuole rispetto per una storica piazza con una tifoseria storica meravigliosa che segue i propri giocatori sempre e comunque a prescindere, però per Cividale è un evento degli eventi, io l'ho detto anche, me l'hanno chiesto, ma non per fare
fare demagogia o per vendere fumo, perché è la verità. Quindi sarà una grande kermesse, noi proveremo a metterci l'abito da sera ed essere all'altezza di questa grande manifestazione. E in casa noi ci trasformiamo, in B abbiamo sempre vinto, quest'anno abbiamo fatto 2 su 2, è chiaro che non è una casualità, no? Vuol dire che c'è grande simbiosi, grande feeling fra noi e i nostri tifosi, vuol dire che i giocatori si sentono a proprio agio sul nostro campo, però affrontiamo una big, affrontiamo una squadra fenomenale, con un grande blasone ma anche un grande roster, quindi ci sarà bisogno di una super spinta. Io invito i nostri tifosi a fare come sempre un tifo propositivo, un tifo a favore e a spingere questi ragazzi oltre i propri limiti, perché vincere vorrebbe dire scrivere un'altra pagina di storia in un libro meraviglioso come quello che stiamo facendo tutti insieme a Cividale. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo l'appuntamento con informazione in diretta alle 19. Buona giornata.